Sanità. A Campo San Piero nel Padovano è stato inaugurato il nuovo centro ortopedico dell'ULSS 6 Euganea, un'opera da 9 milioni di euro di investimento, l'occasione per parlare del nuovo ospedale con il presidente veneto Zaia. Maria Piazzorzi e Claudio De Zango. Ospedali come questi erano nei programmi delle chiusure, no? La verità è che questo ospedale a Campo San Piero diventa riferimento per 2 milioni e mezzo di veneti, quindi metà veneti, per la traumatologia, quella complessa. Qui si salvano le vite. Così il presidente del Veneto Luca Zaia all'inaugurazione del nuovo centro traumatologico ortopedico di Campo San Piero. Grazie all'alta specializzazione è già fortemente attrattivo a livello nazionale. Oggi i traumi complessi con fratture articolari sono sempre più frequenti e, spiega il direttore del CTO Guido Rocca, arrivano a una mortalità del 35+%. Una frattura articolare è certamente molto più complessa e indaginosa da operare, richiede esperienza e quindi è giusto che queste fratture vengano concentrate in modo che operarne tante in un anno dà più garanzie di migliori risultati per i pazienti. In tema di sanità, Zaia ha voluto fare una precisazione sulla querelle intorno al nuovo ospedale di Padova, dove il neo sindaco Sergio Giordani parla di edificare il nuovo sul vecchio. Noi confermiamo la nostra programmazione, il Policlinico Universitario. L'attuale ospedale, rimodernato con 1000 posti letto, sarà l'ospedale dei Padovani. Tutt'altra partita il Policlinico. Il sindaco Giordani ha modo di vedere tutte le carte, che peraltro sono online, con un link dedicato all'ospedale di Padova. Si è discusso 7 anni, sono stati coinvolti i più grandi professionisti dell'università, della regione, del comune, hanno relazionato, hanno analizzato 9 aree, ma soprattutto hanno fatto un quadro sinottico sui benefici e i guai nel fare un ospedale nuovo sul vecchio sedime. E vuol dire che se mai si riuscirà a fare, lo si fa dopo decenni e soprattutto sarà vecchio quando sarà finito.